Amiche e amici di 131.com, benvenuti e buonasera da parte di Matteo Porcu e benvenuti alla settima puntata di Trick and Roll, la nostra rubrica di basket che tratterà ancora una volta della Dinamo Sassari in tutte le sue forme, perché abbiamo avuto domenica la sconfitta con Trieste dei ragazzi di Pozzecco, mentre il sabato è stato dolcissimo con l'esordio vincente della Dinamo Sassari femminile allenata da Antonello Restivo contro Battipaglia. Per farlo ovviamente non sarò solo, ci sono i miei fedeli compagni di viaggio, c'è Lello Stelletti da Roma. Ciao Lello. Ciao a tutti, buonasera. E abbiamo anche Nando Mura da Cagliari. Buonasera Nando. Buonasera a voi, salute ai nostri amici, saluti a Lello, ciao. Ciao. Eccoci, siamo pronti. Allora io direi di partire subito dalla partita dei ragazzi di Pozzecco contro Trieste, una sconfitta un po' a sorpresa. Trieste che si rivela la bestia nera della Dinamo Sassari nelle ultime 2 stagioni, 3 sconfitte su 3 partite. Lello, come hai visto tu la partita della Dinamo Sassari disputata domenica? È stata una partita, ovviamente, come l'ha definita anche il Poz nelle parole post-gara, ovviamente dove c'è una componente sfiga, sicuramente, perché evidentemente si è deciso che con Trieste la si perde così, più o meno stando davanti quasi tutta la partita e poi perdendola all'ultimo. E poi c'è una componente che invece è quella tecnica, che è quella che oggettivamente ci interessa di più rispetto all'ambito prettamente, diciamo, scaramantico. Ed è quella legata al gioco della Dinamo. Lui ha espresso chiaramente che la squadra non ha saputo interpretare nella maniera corretta la partita, soprattutto a causa di un'esagerazione nell'utilizzo del tiro da tre e poco gioco nel pitturato. Il gioco nel pitturato è evidentemente un tema caldo, è stato praticamente il fil rouge che lui ha diciamo, seguito per tutta quanta la conferenza stampa post gara, sperando, auspicando che un rapido rientro di Tillman in partita possa contribuire a appunto praticare meglio. È chiaro, è una squadra che punta su quello, lui ha affermato chiaramente che la pallacanestro contemporanea, diciamo, che punta molto sul tiro da tre e sull'impiego dei tiratori, a lui piace il giusto e quindi questo evidentemente per lui è un tema sensibile. Effettivamente il fatto che comunque i tiratori inizialmente siano partiti bene, in particolare Kruslin oggettivamente con la mano caldissima nei primi 2 quarti e poi comunque che sia andato a spegnere, ma soprattutto che non è stato seguito dal resto della squadra, perlomeno per quanto riguarda le realizzazioni dal perimetro, ha condizionato notevolmente l'intera partita e poi evidentemente è stata la causa principale della sconfitta. Nando, coinvolgo te, è stata la prima partita di nuovo con pubblico, finalmente al Palazzera di Migni, al di là della sconfitta è stato un bel ritorno. Beh, quello è l'unico dato gradevole di una serata un po' strana. Rischiamo di ripeterci, però la verità è questa, che lasciamo perdere il lockdown, facciamo finta che il campo della Dinamo fosse squalificato per altri motivi. Giocare comunque la sera di Mini davanti a 700 persone, che sono complessivamente persone tranquille, moderate, che battono le mani e non fanno un grande tifo, è un'atmosfera quasi surreale. L'errore che ha commesso la Dinamo probabilmente è stato quello, per usare una metafora calcistica, è quello di aver concesso lo 0-0 calcistico proprio a Trieste e arrivare quindi al 90° e subire il gol in contropiede. E questo è un errore grave che ha commesso la Dinamo. Poi quello che dice Lello, che riprende le frasi di Pozzecco, è giustissimo, però l'errore più grande è che tu non puoi arrivare al 90° minuto ancora con la partita da risolvere. È il modo migliore per perderla, perché magari un contropiede oppure, come succede in questi casi, che negli ultimi 40 secondi si fa un tiro a testa, poi è una sorta di testa o croce, Trieste ha messo la palla dentro e Gentile l'ha sbagliata, ma non è questo il motivo, l'errore è stato quello di non essere riusciti a domare prima questa partita. Sul fatto del pubblico poi chiudo dicendo che erano 700, ma dalla prossima potrebbero essere 200. Cioè io non voglio essere pessimista o vedere le cose male, però la situazione non è ancora
non è ancora ben delineata. E poi, per dire un altro aspetto tecnico, finché non torna Tillman, finché non guarisce bene Trier, finché non si rimette a posto anche Gentile, il giudizio è sempre ancora sospeso. Lello, invece, ci sono degli aspetti positivi per te della sconfitta di domenica? Beh, sì, ci sono sicuramente, non è che è stata una debacle dove si è perso di 30 punti, dove magari, ecco, qualche ragione in più, qualche domanda in più alla fine della partita uno se la sarebbe anche potuta fare. Oggettivamente cosa resta di buono? Resta di buono che anche per l'ennesima volta, aggiungo, nella serata dove il tiro non va, Marco Spissu colleziona 9 assist e 8 rimbalzi, e comunque quando c'è da mettere diciamo gli attributi sul tavolo, anche se forse è una metafora un po' troppo macista, però diciamo che lui si fa trovare presente. C'è che alla fine, nonostante comunque delle medie alternate, una corrente alternata in generale di tutto l'attacco, comunque Barnell, Bengius, Pusica hanno chiuso, e anche, come dicevo prima, lo stesso Cruz, che però ha giocato paradossalmente 2 partite diverse, un primo tempo e un secondo tempo, però hanno portato a casa a livello realizzativo la loro partita. La sensazione è che non sono mai riusciti ad accendersi contemporaneamente 2 uomini dell'attacco, ma sistematicamente c'era uno che si svegliava, l'altro che cominciava a premere sul tasto off, e sono assolutamente d'accordo con Nando, c'è la questione di rimente delle rotazioni che sì si sono allungate, perché comunque Stefano a disposizione vuol dire avere un altro portatore di palla che allunga le rotazioni, che serve tantissimo a questa squadra, però allo stesso tempo si è visto, Stefano l'ha giocata anche tutta, però non è ancora al 100%, ci mette la faccia. E questo è un altro dato positivo, perché anche negli errori, anche nel prendersi il tiro che conta, Stefano non si fa problemi. Lui la tripla decisiva per vincerti la partita se la prende, e questo secondo me, che entri o non entri, è molto importante. Si ritorna a quel discorso giusto di Nando della partita precedente: una cosa è giocare male e una cosa è tirare male. La Dinamo ha giocato male la partita in alcuni suoi passaggi, ha avuto una pessima serata, anzi scusami, in termini di tiro dal perimetro, si porta a casa la sconfitta. È giusto così. Se dobbiamo proprio fare discorsi o frasi fatte, meglio adesso che dopo, c'è tempo per aggiustare. Sì, concordo pienamente. Prego, sì, prego, sì, prego. No, volevo aggiungere che sempre, ma sono cifre, cioè la Dinamo ha perso 16 palloni, che sono una cifra spaventosa, quindi questo è un dato talmente clamoroso che non può essere vero. La Dinamo ha concesso 20 rimbalzi offensivi, ecco, il discorso delle percentuali di tiro sono giuste, la Dinamo, cioè la rabbia di Pozzecco a fine gara, per chiarire meglio il concetto espresso da Lello, non è sul fatto che ha sbagliato molto da 3, è che ha tirato molto da 3. Io credo che Lello volesse dire proprio questo, cioè che l'errore della Dinamo è quello di aver tirato troppo. La Dinamo, da quando c'è Pozzecco, ha questo gioco perimetrale fortissimo, potentissimo, esplosivo, l'ha sfruttato poco. La Dinamo ha tirato malissimo anche dalla lunetta, quindi questa è la conferma che era una serata di tiro. Solitamente se uno tira male, insomma, non è che tira bene dalla lunetta o male da 2, perché per dirne una, Trieste ha tirato peggio da 3 rispetto alla percentuale della Dinamo, però ha vinto proprio perché è riuscita probabilmente a segnare quei canestri che la Dinamo invece ha sbagliato. Alla Dinamo è mancato un po' anche un pochino l'istinto assassino, però io insisto facendo un ragionamento forse un po' astratto, ma questa è una squadra fatta come Dio comanda, e quindi questo ci deve dare fiducia. Faccio un esempio. Milan per spiegare cosa vuol dire una squadra come Dio comanda. Milan è un signor pivot, uno dei migliori d'Europa, ma nella squadra di Sacchetti, campione d'Italia, non c'entrava niente. Uno come lui, niente. Quindi invece in questa squadra Milan è un elemento importante. Allora, per tornare al discorso di Pozzecco, cari ragazzi, passategli la palla, per favore. Ecco, mi è un po' anticipato la domanda che stavo per porvi. Ecco, secondo voi Pozzecco cosa ha detto con questa settimana ai propri ragazzi? Questa settimana che porta, ricordiamo, alla sfida contro Roma di domenica. Lei lo inizia pure te. Ha detto, penso quello che ha detto inizialmente, cioè che ha detto più o meno all'inizio della conferenza stampa,
che se i primi 3 tiri da 3 entrano non vuol dire che per tutta la gara entreranno e che non vuol dire questo quindi dover snaturare il proprio gioco. Come diceva Nando, c'è un centro, è un centro che in Italia è assolutamente dominante, in Europa dice la sua e va sfruttato. Oltretutto quel centro non è semplicemente, Dio ce ne mandi altri a Sassari, un centro come Cooley, che è un centro di fisico, stazza, pura energia e magari però una visione decisamente inferiore. Bilan il gioco lo vede, il gioco lo capisce e quando riceve la palla sotto, se era raddoppiato, ad esempio, questo non è successo domenica perché inizialmente per stazza ha dominato Udano, ma quando Trieste l'ha raddoppiato, e questa è tutta la bravura di Dalmasson, lui ha cominciato a non capirci più niente, ma nella norma Milan quando viene raddoppiato scarica e sul perimetro quest'anno, l'anno scorso e anche quello, insomma, in parte anche in quello precedente, diciamo nella mezza stagione in cui Pozzecco ha allenato, i tiratori ci sono sul perimetro e la mettono. Quindi un centro del genere va sfruttato per tutte le sue caratteristiche. Poi certamente Tillman può portare tanto da questo punto di vista, può portare tanto perché assomiglia a Evans per tante caratteristiche, soprattutto se riceve la palla dinamicamente fronte a canestro. È un giocatore che con i tagli end off, tagli ciechi eccetera può assolutamente diventare decisivo e migliorare questo aspetto, però ora non c'è, quindi siccome non c'è è inutile ragionare su quello che potrà fare, ragioniamo sulle armi a disposizione. Le armi a disposizione ti consentono comunque di percorrere quel tipo di gioco perché c'è Barnell che fa più il 4 di quanto non lo faccia eventualmente Benjus in campo e quindi il gioco si può fare. Le partite poi si perdono perché gli avversari ci sono e perché comunque il livello della Serie A, il livello medio della Serie A, non il livello alto, lasciamo perdere il livello Armani, ecco, il livello medio della Serie A non è basso quest'anno, assolutamente no, non è da buttare, è un livello medio più che accettabile, ci sono squadre che insomma se la giocheranno. Poi è chiaro che la Dinamo, se la andiamo a ragionare come ha detto Nando, è una squadra che ci sta a un certo livello, che punta chiaramente a fare i playoff e magari a stare anche tra le prime 4, però insomma gli avversari contano sempre, ci sono, fanno la loro partita. Sì, ne abbiamo parlato appunto la scorsa volta dell'alzamento di livello di tutta la Serie A, a livello medio, ovviamente in testa ci sono Virtus, Bologna e Armani, ma è un livello medio altissimo. Nando, faccio a te la stessa domanda. Su cosa ha lavorato Pozzecco secondo te in queste settimane? Non credo che abbia lavorato sulla testa dei giocatori, che quella mi sembra che sia abbastanza solida. Sta lavorando, meglio dire, sull'aspetto tecnico, che sono, primo, il tagliafuori difensivo, perché non è stato fatto. Quando una squadra avversaria che non dispone di centri dominanti prende 20 rimbalzi offensivi in trasferta, è una cifra che è figlia delle responsabilità di chi difende, cioè che non ha fatto il tagliafuori difensivo. L'altro, quello che dicevamo prima, cioè la necessità di sfruttare maggiormente i lunghi. Poi la percentuale di tiro si può migliorare con l'allenamento, perché si sa che le percentuali di tiro sono figlie dell'allenamento, e poi secondo me quello un pochino più complesso sono le 20 palle, 15, 20, 16 palle perse, quelle sono tante. Ecco, probabilmente hanno lavorato molto su quello, probabilmente nello sviluppo dell'azione, ma anche della transizione, ci sono ancora dei meccanismi non perfettamente oliati che nascono dal fatto che Spissu ha 2 guardie nuove con le quali giocare, ha 2 ali bassa e alta con le quali giocare. L'unico punto di riferimento che l'ha avuto in questi primi mesi di stagione è stato soltanto Bilan, ecco, quindi probabilmente in settimana coach Pozzecco sta lavorando molto sulle palle perse e sui rimbalzi offensivi concessi, perché ogni palla persa è un rimbalzo offensivo concesso, sono azioni più azioni a disposizione. Io credo che Trieste, che ha giocato più palloni della Dinamo probabilmente, per colpa della Dinamo. Ecco, alle porte c'è la sfida contro la Virtus Roma di Coach Bucchi. Una prima partita ha stupito tutti la Virtus Roma, nonostante i pochi americani arrivati da poco.
poi nella seconda c'è stato un po' di ridimensionamento della stessa squadra, è arrivata la sconfitta con Brindisi. Ecco, che partita ti aspetti, Lello? Beh, diciamo che Roma sembra già qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto in Supercoppa, evidentemente, anche con la possibilità di utilizzare insomma dei giocatori un po' più navigati rispetto a quelli che abbiamo visto insomma nella bolla del Gio Village. Facendo stupidi discorsi di classifica, sono a pari punti con una vinta e una persa, hanno battuto, come dicevi tu, un po' a sorpresa la Fortitudo nella prima giornata di campionato, e nella seconda partita invece hanno subito, come molti stanno, anche un certo tipo di strapotere atletico che Brindisi può proporre. Hanno due giocatori di riferimento, secondo me, che sono i due americani, Jamil Wilson. Io ci insisto molto, anche perché secondo me è un giocatore che la Dinamo può soffrire, soprattutto non avendo Tillman a disposizione. È una grande fisicamente molto strutturata, è già passato in Italia, ha avuto 2 esperienze all'Auxilium Torino e ha fatto anche un breve pit stop a Bologna, insomma, sponda Virtus, di cui non credo che abbiano grandi ricordi, però è un giocatore sicuramente temibile e che può creare qualche problema. In più c'è il playmaker, un playmaker di esperienza che è Gerard Robinson, discreta carriera europea per lui, gli anni migliori sono stati i 2 passati a Monaco. E cosa mi aspetto? Mi aspetto che ci sia quell'alzata di testa che serve dopo che prendi uno schiaffo come quello preso in casa contro Trieste. Mi aspetto che la squadra reagisca in una certa maniera, possa fare anche tesoro del fatto di aver sostanzialmente già giocato 2 partite con questa squadra, se non comunque anche se non al completo, e che quindi possa mettere sul piatto le sue armi. Già un Milan più preciso sotto le planche e più supportato anche in caso di raddoppio eccetera, è un giocatore che per Roma diventa difficile tenere. Però insomma anche qui vediamo come si arriva anche alla partita, speriamo anche di avere dei passi avanti per quanto riguarda il recupero di Treyer, che l'altro giorno non è stato particolarmente utile in termini di apporto alla squadra, si vede che è ancora un po' fuori dal gioco, non ha saputo farsi trovare pronto nel momento in cui è stato chiamato in causa, e un giocatore del genere avrà sempre pochi minuti a disposizione, non avrà mai tantissimi, quindi quei minuti dovrà saperli sfruttare al massimo, ma ha l'attenuante dell'infortunio da cui viene, e anche sia, come dicevamo prima, dello stesso Gentile, che insomma deve poter far rifiatare gli altri piccoli. Sì, perfetto, hai detto praticamente tutto di quello che ci aspetta, più che altro si attende una risposta della Dinamo, più che l'avversario in sé, magari è più quello che preoccupa, tra virgolette, Pozzecco. Esatto. Ecco, intanto che recuperiamo Nando, io faccio un piccolo excursus, vi ricordo che oggi è una giornata di sport, cioè giocato, non solo quello dei commenti, abbiamo per esempio l'Olbia in campo in Serie C, nell'infrasettimanale con la Pro Patria, potete seguire il nostro live sul nostro sito www.131.com, l'ultima mezz'ora, partita ancora sullo 0-0 a Nespoli, ma è oggi anche la seconda partita della Dinamo femminile allenata da Antonello Restivo, che dopo il successo con Battipaglia di sabato notte cerca risposte su un campo importante come quello di San Martino di Lupari, contro una squadra molto ben collaudata. Le Venete sono a lungo tempo in Serie 1 e fanno sempre la loro bella figura, arrivando spesso anche ai playoff, pur avendo anche un budget non magnifico come quella può essere delle loro corregionali di schio. Lello, chiedo a te, visto che è arrivata anche una domanda, ecco, sì. Ce la fa Claudio, non so se lo conosci, Claudio. L'ho incontrato una volta, ma il profilo era rivolto sì. in un'altra direzione, sì, era rivolto a destra. Sì. Comunque, sì, ci fa la domanda del pronostico di stasera, ma io te la dico lì. Allora, Forse sei bravo nei pronostici. sì, comunque, secondo me se la giocheranno. Comunque, però vedo San Martino avanti, però sarò lieto che se la squadra di Antonello Restivo mi stupirà ancora. Lasciate la parola, vai Lello. Intanto cerchiamo di recuperare Nando. Perché, ecco, nell'ennesima sparizione di Nando noi ci impegniamo a recuperarlo, ma
che dire, intanto loro vengono da una sconfitta nella prima partita, quindi sicuramente avranno voglia di rifarsi e di rimettersi in carreggiata, e questo è già un fattore che comunque ha un valore. E la Dinamo ha fatto quello che doveva fare, insomma, è riuscita a fare un esordio che è stato oggettivamente, secondo molti, anche oltre le aspettative, con una prima partita e una prima vittoria. Battipaglia non era proprio l'avversario più semplice, neanche quello più difficile, però è stata sicuramente un'ottima prestazione. C'è la Calun, una delle americane, che è già la beniamina dei tifosi. Ora il tentativo dovrà essere quello di provare a confermare questa bella prestazione con la doppia trasferta. Quindi stasera a San Martino di Lupari, e poi c'è la trasferta a Ragusa. Insomma, la stagione è appena iniziata, come dicevamo, però chi ben comincia. Già. Due sfide molto importanti, quelle che attendono la Dinamo Sassari femminile. Abbiamo recuperato Nando. Nando, tornando a sabato, ti aspettavi una prestazione del genere, così perentoria, sin dalla prima uscita? Scusa, non ho sentito bene la domanda. Ripeto la domanda. Se ti aspettavi una vittoria perentoria così alla prima uscita della Dinamo femminile? Ma un po' era nell'aria, un po' perché, voglio dire, Battipaglia non appartiene a quel gruppo di 3-4 squadre che forse sono abbastanza inarrivabili. Secondo, perché dalle informazioni che ho raccolto qui a Cagliari o nell'ambiente cestistico, la Dinamo è una squadra che ha suscitato l'attenzione di tutti perché hanno preso buone straniere. D'altronde spesso i procuratori sono gli stessi, gli uomini di mercato sono gli stessi, Restivo conosce bene il campionato, conosce bene le giocatrici, quindi le ha scelte bene. Quindi io non dico che sarà una squadra rivelazione, però probabilmente la Dinama potrà regalare delle grandi soddisfazioni. Perché, come dicevamo anche l'altra volta, oltretutto questa è una squadra che è un seme piantato in un terreno fertile. Sabato c'era un po' di pubblico per quello che può entrare, le ragazze sono molto motivate, le giocatrici hanno della qualità. Insomma, io voglio solo spezzare una lancia a favore di Cinzia Arioli. Io mi sono sempre chiesto in questi anni cosa ci facesse in A2 una giocatrice come lei. E invece adesso la vediamo in A1 dove non farà 20 punti come li faceva in A2 al Cuscagliari o al San Salvatore Selagius, però era giocatrice di grande affidamento. Dico una cosa, ho detto che sta giocando con la maglia numero 8, che è la maglia di Jack De Vecchi, il suo gemello. I due sono molto amici, sono praticamente coetanei, conterranei e hanno anche una stessa filosofia di gioco, cioè l'applicazione difensiva, la tenacia e via. E sempre a proposito di magliette, mi è venuto in mente adesso una cosa per tornare alla Dinamo maschile. Io ho visto una maglia della Dinamo troppo bianca domenica scorsa. C'erano pochi sponsor, probabilmente qualche sponsor è rimasto, ma probabilmente non garantisce più quelle cifre che ti consentono poi di mettere il marchio sulle maglie. Però la maglia della Dinamo era troppo bianca, e anche questo è un segnale dei tempi. Probabilmente c'è stato non il fuggi, però probabilmente qualche sponsor ha abbassato un po' l'offerta oppure è sparito, e quindi questo è un problema di cui bisognerà tenere conto, insomma, perché la maglia della Dinamo era troppo bianca, quella di domenica scorsa. Ecco, sì, tornando a questo bruttissimo fatto che ovviamente condiziona tutto il basket, non solo a livello professionistico, ma ahimè anche e soprattutto quello semi-dilettantistico e soprattutto quello amatoriale. Nando, ci raccontavi prima di entrare in onda che oggi a Cagliari è arrivata la brutta notizia della rinuncia della Ferini Quartu al campionato di Serie C Gold. Sì, adesso esagerando clamorosamente, è come se la Juventus avesse detto: noi per colpa del Covid non partecipiamo al campionato. Perché? Perché la Ferrini Quartu è la squadra che negli ultimi 3 anni ha praticamente sempre vinto il campionato regionale Silver, perdendo poi comunque gli spareggi con le squadre della penisola,
ed era una squadra che quando è stato bloccato il campionato lo scorso anno era addirittura imbattuta, aveva vinto tutte le partite. Quindi loro ieri, però l'annuncio l'hanno dato soltanto oggi, hanno deciso di rinunciare al campionato di Serie C Silver, che la vedeva come grande protagonista a causa del Covid, perché dice i problemi anche burocratici, i problemi non solo sanitari, ma anche di organizzazione, i tamponi, i sieri, le liberatori del pubblico, insomma era un problema troppo grande, per cui noi continuiamo l'attività, però per un anno rinunciamo al campionato. E siccome a questo campionato, un mesetto fa, ancora prima che si facessero le iscrizioni, aveva rinunciato la Santa Croce Olbia, che è una delle più nobili squadre sarde, non dimentichiamoci che oltre che essere la società della famiglia D'Atome, anche la squadra dove è nato Gigi D'Atome, Sergio è il padre naturalmente, che ha fondato la Santa Croce Olbia nel 1970, ed è per questo che Gigi D'Atome gioca col numero 70 sulla maglia. Ecco, la Santa Croce, che è arrivata a giocare fino alla Serie B1, ha dovuto anche rinunciare al campionato per questo motivo. Quindi è una brutta notizia. Ferrini quarto e Santa Croce Olbia, che l'anno scorso anno avevano fatto entrambi i playoff, forse si erano addirittura affrontate nello scontro diretto in finale, se non ricordo male, quindi le due finaliste dell'ultimo campionato che si è concluso non parteciperanno al prossimo, e speriamo che non ci sia un effetto domino, ecco, che non ci siano altre società, perché erano 12, sono diventate 10, adesso sono 9 ed è un campionato, la C-Silver, molto molto povero. Sì, già era comunque molto molto compatto ante Covid, figuriamoci ora come possa essere la situazione. Ecco, sopravvivono però le tre squadre sarde della Serie A2 femminile, per fortuna. Tra l'altro c'è stato il derby, ne parlavamo la settimana scorsa, un derby vinto in maniera anche ampia dal Cus Cagliari. Parlo sempre con te, Nando. Sì, è vero. Sì. Va bene, sì, parlo io. Sì, insomma, la vittoria del Cus era annunciata, forse non in quelle dimensioni, però era annunciata, e il Cus, d'altronde, è una delle poche certezze della pallacanestro sarda. Insomma, sono dal dopoguerra che il Cus Cagliari praticamente gioca, non dico sempre a questi livelli, però è sempre a buon livello. Strato, sabato ci sarà il secondo derby, stavolta il Cus andrà a giocare sul campo del San Salvatore di Selargius, una partita che si preannuncia anche abbastanza intensa sul piano emotivo, perché è recentemente scomparso lo storico dirigente, il signor Cinus, come lo chiamavamo tutti, del San Salvatore Selargius, una figura talmente storica che se tu dicevi Cinus si capiva che stavi parlando del San Salvatore Selargius, e quando parlavi del San Salvatore Selargius sapevi che stavi parlando di lui. Quindi ci sarà questa forte emozione nel ricordare uno storico dirigente della pallacanestro, non solo selargina, ma di tutto il basket femminile e maschile sardo. Aspettiamo, la Virtus ha perso male, ma probabilmente ha dei valori superiori. Il San Salvatore è una squadra sempre molto molto ostica da affrontare. Staremo a vedere, anche se sarà probabilmente a porte chiuse anche questo derby, come quello della settimana scorsa. Però io dico sempre questo, ed è un problema che mi pongo ogni volta. Ecco, perché il basket femminile a Cagliari o nell'Inter cagliaritano riesce da anni a proporre 3 squadre di Serie A2 femminile nel raggio di pochi chilometri, invece a livello maschile non si riesce mai da anni e anni ad allestirne una sola squadra. I costi sono diversi, il reclutamento di giocatori è diverso, tutto quello che volete, però certo è singolare che Cagliari abbia ormai da anni una componente molto più rosa che non celeste, non so come dire, cioè, sono anni che la pallacanestro a Cagliari è soprattutto femminile. Ecco, magari approfondiremo anche con ospiti per le prossime puntate questo interessante quesito, perché davvero non si spiega come questo fatto delle tante squadre femminili a buon livello a Cagliari, invece la prima squadra della città è solo in Serie C Gold, che è un campionato regionale. Siamo in chiusura, prima voglio fare,
facciamo un giochino, dai, il classico giochino dei pronostici. Lello, dai, te lo chiedo, sia di Roma, Virtus Roma, Dinamo maschile, e quello di stasera con la Dinamo femminile impegnata a San Martino di Lupari. Allora, stasera dai, diciamo vittoria di misura, perché l'impegno è complicato, perché come dicevo prima ci sarà la volontà delle padrone di casa di rifarsi, quindi diciamo vittoria di misura della Dinamo, e domenica bella vittoria perché ce n'è bisogno per il morale. Non mi dite di fare numeri perché cioè, sarebbe come sparare nello stagno. Cioè. Ma poi nel basket è ancora molto più difficile. Diciamo così. Nando, li chiedo a te questi due pronostici, oppure anche un commento. Condivido e sottoscrivo. Io credo che le ragazze questa sera potranno andare a segno, anche se questa è una partita molto al buio, perché la Dinamo è una squadra freschissima, la prima volta che gioca in trasferta, insomma ci sono molte incognite. Su domenica prossima la partita si gioca alle 16:30, tra l'altro. Credo che c'è da un lato il fatto che la Virtus Roma non sia uno squadrone, ma non dimentichiamoci che su quel campo 2 settimane fa ci ha perso il nostro amico Meo Sacchetti con la Fortitudo, e poi ha ragione Lello, cioè ci sarà anche voglia da parte dei giocatori di ribellarsi. Oltretutto la parità successiva sarà con la Reyer Venezia, quindi insomma che è una delle candidate alla finale scudetto, cioè Reyer Venezia o Virtus Bologna sono le due squadre che lotteranno per stabilire chi dovrà perdere la finale con Milano. Ecco, questa è la sintesi di questa stagione. Ok, siamo in chiusura. Lello, ti mostro il solito messaggio di Andrea Ferrari che ti saluta come al solito. Ti aspetta sempre sul campo di pedal, comunque. Sì, e lui digli di aspettare che già mi trovo. Di stare tranquillo che se ha tempo da perdere. Vabbè, ok, grazie a tutti, grazie Nando, ti aspettiamo per le prossime puntate. Grazie davvero. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie Lello, alla prossima. Ecco, io giusto il tempo di ricordarvi la serata di sport che non è chiusa, affatto su www.131.com. Trovate il live di Olbia Pro Patria agli ultimi minuti, se qualcuno volesse curiosare sul risultato, ancora sullo 0-0 per l'ultimo quarto d'ora, magari si sblocca questa partita, magari controlliamo dopo. Ecco, io vi ringrazio, vi rimando ai prossimi appuntamenti e ovviamente al servizio di stasera sulla Dinamo Sassari femminile impegnata sul campo di San Martino di Lupari. Da parte mia, da parte di tutta la redazione di www.131.com, un piacevole proseguimento di serata.